Il piacere di essere con un'amica, un personaggio sicuramente conosciuto in Polesine, ma non solo in Polesine, giornalista, scrittrice, donna di spettacolo, Barbara Braghin. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Come stai? Bellissima, Bene, come bene. sempre. Allora faccio un piccolo escurso della tua carriera. Sei stata innanzitutto una grande polesana, e questo ci Ecco, fa piacere. grazie. Poi hai collaborato con Valtour, Sì. sei stata animatrice nei villaggi Valtour, quando Valtour voleva dire Fiorello, voleva Sì. dire Beppe Quintale, quelli tosti. Poi vissuto 10 anni a Roma, poi ha deciso che il richiamo della foresta, sei ritornata in Polesine, perché il Polesine ce l'hai qua, come me, Sì. come tutti noi polesani. Adesso sei giornalista della Voce, sei stata giornalista del Resto del Carlino e collabori con Nuova Scintilla, regina del gossip, onnipresente, è l'unica, questo qua lo dico, che riesce a mettere, arriva Mattarella, arriva Trump, lei lo mette in fila per fargli la foto. Sì. Questa qua è Barbara Braghin. Come stai? Bene, grazie. Sono molto contenta di essere qui con te e è una sorpresa. Sì, perché poi avevo detto vieni che ti intervisto, lei pensava fosse un'intervista radiofonica e invece è un'intervista anche video. Ma il problema, come tutte le donne, ho detto, ma come sono? Sei bellissima. Ah, bene, grazie. Sei bellissima. Perché dico, almeno mi mettevo un po', no, più da gossip, più da sera, più brillante. Sei bellissima e quindi vai tranquilla che tutti ne sono convinti. Prima domanda, ma perché dopo 10 anni che eri a Roma sei venuta in Polesine? Perché intanto 10 anni l'ho fatti, quindi ho il mio da dire, cioè posso fare una descrizione di quella che è la vita romana, che è stata per gran parte molto bella, sorprendente, mi ha dato delle emozioni indescrivibili e a volte se racconto delle esperienze forse qualcuno neanche mi crede, magari tu sì, ma qualcuno, perché sono talmente particolari, grandiose che è difficile anche credere, no? Quando dici stavo passeggiando e mi sono trovata davanti un personaggio mondiale, dici ma è vero o non è vero, no? Però è vero perché Ci hai quella fatto la foto? è Roma, tu foto con tutti. Però è anche vero che come tutte le cose c'ha l'apice, no? Come i grandi amori, no? C'è il momento di grande passione e poi c'è il momento del tramonto. Io prima di fare tramontare questa bella esperienza sono tornata perché voglio ricordarmi solo la parte bella, perché altrimenti se poi torni che sei troppo stanca non ricordi più le cose tanto belle, no? Ricordi magari la parte L'ultimo periodo, esatto, che è quello negativo. Allora io Vero? invece Vero. allora preferisco ricordare la parte più bella. Comunque 10 anni l'ho fatti e quando ho compiuto 40 anni, quindi adesso avete capito quanti anni ho detto volto pagina e scrivo il foglio bianco, nel senso ricomincio dal Polesine, che ho molto rivalutato, perché quando sono partita tanti anni fa, che avevo 20 anni, oggi ne ho di più, cioè sto parlando tra i villaggi all'estero, Valtour E la e vita tra a Roma? Roma, sì, quindi 20 anni in tutto in giro, e vedevo un territorio che a mio avviso come ventenne, no, ragazza di 20 anni di quel periodo là, vedevo un territorio spoglio, no, perché vedevo campagna, ero affascinata dalle città, perché vivevo anch'io nel mondo dei sogni. Vivo ancora adesso che ho di più anni, figuriamoci quando sei molto più giovane, no? Invece poi tornando a casa l'ho rivalutato e ho visto un territorio incredibile, pieno di potenzialità, pieno di talenti e pieno anche di bella gente, perché veramente in provincia di Rovigo e diciamo anche nel delta del Po ci sono dei bellissimi uomini e delle bellissime donne molto curate, hanno molta cura non solo di se stesse, del proprio corpo, ma anche ambiziose, quindi è molto bello, quindi complimenti. Brava, questa qua ci fa piacere, questi complimenti visti da te che sei un'osservatrice molto molto attenta. Sì. Ma poi la tua esperienza di giornalista, come ripeto, chi la conosce sa che è onnipresente, praticamente se c'è una conferenza stampa a Rovigo e una a Scardovari e una a Canicattì, lei c'è su tutte e tre. Sì. Questo te ne fa specie. La figura del giornalista da noi, secondo te, com'è considerata? Fuori dai denti.
Allora, è considerata in maniera importante perché comunque io vedo che quando arrivi, che sei cronista, sei giornalista, cioè hai tante porte aperte e così via. E dopo, sai, come tutte le cose, ovviamente le aziende principali del giornalismo, comunque dei media, sono, diciamo così, o a Roma o a Milano, quindi come posso dire, Siamo alla periferia dell'impero. no, quello che voglio dire è che anche qui ha la sua importanza, però quello che sto imparando io in questi giorni è che c'è importanza a livello locale, nel senso che ormai noi tutti, anch'io ovviamente, le notizie nazionali le prendo dalla TV, le prendo dai nuovi media, cioè da internet, da Facebook. Poi ci sono anche molte cose che girano in WhatsApp, quindi molte notizie flash, no? Poi per carità non tutte possono essere vere, però ormai tutti abbiamo l'ultima ora, la notizia dell'ultima ora, cioè cosa è successo mezz'ora fa, un'ora fa, lo vediamo tutti e subito, immediatamente. Invece il giornalismo locale, cioè quello che parla di noi e dei nostri cittadini, te lo leggi ancora sul giornale. Ci sono sì dei riferimenti che puoi prendere nei nuovi media, nei social, dico Facebook, Instagram, magari uno mette la foto, che ne so, che ha fatto una vacanza in montagna e capisci che è a Cortina perché si mette che ne so dove sei allora capisci subito che quella persona è lì. Però quello che fa notizia da noi ormai secondo me è il giornalismo locale, perché nazionale ce l'hai subito, invece il giorno dopo apri la testata di riferimento che può essere dove scrivo io o anche le altre, insomma dove si parla di locale, e vedi cosa succede. Quindi secondo me il giornalismo nelle province quello è, hai capito? Ormai è diventato locale, hai capito? Perché si parla del territorio e dei personaggi del territorio. Quindi secondo me è molto importante. Come sono visti i giornalisti? Sono visti bene, perché insomma quando arrivi sì, va sempre tutto bene. Però tante volte, ogni tanto ti dicono: ma come? Che è successo oggi? Cosa hai scritto? Però anche quello, c'è bisogno, le notizie vanno in maniera obiettiva, ovviamente, no? Nel senso che bisogna trattare la notizia con rispetto e che sia verità. Ecco. Ti faccio l'ultima domanda, se che noi facciamo le cose molto flash, Sì, perché poi sì, abbiamo sì. il supporto Sì. Facebook o internet Sì. che deve essere proprio Sì. stretto. Io con mio amico Davide Milan stiamo celebrando sempre in programmi che facciamo anche radiofonici il Delta, però diciamo sempre che il nostro Delta, in particolare la provincia di Rovigo in generale, siamo la Cenerentola del Veneto. Cosa bisognerebbe fare per superare questo nostro primo complesso di inferiorità che abbiamo? Perché ce l'abbiamo dentro, nel senso che noi vediamo sempre con occhio di riguardo le province di Padova in particolare, visto che sono vicine, oppure di Ferrara, che fondamentalmente non hanno tanto di più di noi. Perché, anzi, come potremmo correggere questo nostro sentore, e poi dov'è magari la pecca anche dal punto di vista politico che non ci fanno crescere più di tanto in Polesine? Io sono dell'opinione, e di questo ne sono convinta, che non siamo secondi a nessuno, anzi ce la dobbiamo tirare. Tiriamocela, anzi non è mica vero che siamo la Cenerentola del Veneto, ma dove sta scritto? Noi dobbiamo dire io sono del Delta del Po, ma beata me, cioè vengo dal territorio unico in Italia e forse nel mondo, il più bello di tutti, cioè se facciamo, ma basta vedere le foto anche prese con il drone che in Facebook o qualsiasi altro social ne è pieno, no? Vedere la bellezza e la peculiarità, si mangia bene, il clima è bello, ancora per fortuna c'è qualità della vita perché si vede che in altri posti si sta peggio, certo va un po' rivalutato, nel senso che dargli più importanza, però vedo che insomma le cose stanno andando avanti. Dopo magari se fino a qualche anno fa non era tanto valutato, però insomma non dobbiamo neanche sempre star lì a guardare il passato, prendiamo in mano il presente e valutiamo il futuro. Quindi secondo me il Delta intanto
secondo me no, Cenerentola, anzi siamo già la regina del Veneto, cioè la nostra provincia, noi dobbiamo considerarla che è una provincia di agricoltura e di pesca, no? Tu non puoi trovare le grandi aziende, eccetto qualche frangente, capito? Ma le grandi aziende devi sempre considerarla nelle grandi città, capito? Quindi qui da noi, in proporzione a quello che è il territorio, cioè il delta del Po, ma ragazzi, ma ne vogliamo parlare? Ma io che sono stata tutti questi anni fuori e che dico, mi chiedono ma da dove vieni? E la mia risposta è vengo dal delta del Po. Ah, ma che bello! Sì, ma voi non avete capito che state sbagliando, che non l'avete ancora visto? Dovete venire a vedere che cos'è, quanto è bello e quanta potenzialità c'è. Quindi viva noi e siamo fortunati noi, tiriamocela. Brava Barbara, sai che io avevo fatto un movimento che si chiama Polesani tiriamocela. Quindi stai sfondando una porta aperta. Ringraziamo Barbara Braghin, personaggio. Sappiate che comunque quando lei c'è presente per fare un servizio giornalistico eccetera, mette in fila tutti per la foto, tutti la criticano e poi tutti gli chiedono la foto. Sì. È vero Barbara? Lì per lì sembra un po'. Tutti ti criticano, io per primo. Sì. Io per Ecco. Dopo però il giorno dopo arrivano i messaggini. Sì, mandami la foto. Sì. Ciao Barbara, è sempre un Ciao piacere conoscerti. Leandro, ciao.